E adesso abbiamo invece Silvano Falocco, economista ambientale, esperto di contabilità ambientale e di acquisti sostenibili, che coordina un forum Compraverde, la rete GPPNet, e ci racconterà un po' come cambia la mensa attraverso il Green Public Procurement. Grazie. Sì, intanto partiamo un po' dall'inizio, ovvero da una questione che può sembrare filosofica, ma non è. Chi si occupa di criteri ambientali minimi come Alessandra Mascioli dentro il CNR, o come il MASE, o come noi che abbiamo svolto un'attività che è quasi ventennale di accompagnamento alle pubbliche amministrazioni, ma anche alle imprese, a introdurre dei criteri ambientali. Poi sono CAM nel caso del pubblico, nel privato sono revisioni di catene di fornitura. Sa che chi si occupa di questi temi è un ottimista, diciamo, perché è convinto che le cose si possano cambiare. Questo è un approccio non peregrino, diciamo, perché ogni criterio, ogni singolo requisito sempre apre qualche problema, o in fase di attuazione, cioè sia nella fase di descrizione. Noi, lavorando molte volte in accompagnamento alle stazioni appaltanti, diciamo, non nel caso delle mense, però diciamo alle stazioni appaltanti: se chiedi male ti arriva male. Cioè, se tu non sei preciso in quello che chiedi, ti arriverà una quantità di carte tesa a dimostrare il possesso dei requisiti, innanzitutto perché chi partecipa a una gara non capisce che cos'è che deve dimostrare. Quindi è una visione molto ottimistica della realtà, cioè è l'idea che le cose attraverso i requisiti si possano cambiare, e i requisiti, come dicevo, aprono questioni relativi alla loro definizione. Mettendoci nei panni del Ministero dell'Ambiente, qualche volta deve chiedere dei requisiti prima che sia completato quell'iter, diciamo, quel processo che dovrebbe portare ad avere delle certificazioni accreditate. Deve intervenire prima, con soggetto a critiche, ovviamente, perché uno quando arriva dice: sì, ma come faccio a dimostrare questo requisito? Perché il compito del Ministero, e questo è anche il GPP, che ha diciamo, contemporaneamente uno strumento di politica economica ambientale e uno strumento, i CAM, dello strumento di politica economica ambientale che è il GPP. I CAM sono uno strumento di attuazione del GPP, quindi dentro i CAM ci sono sia questioni di orientamento dell'economia, come si vorrebbe che l'economia fosse, e questo ovviamente, anticipando i tempi, a volte può essere un problema per chi partecipa ad una gara, perché può trovare un requisito che all'inizio trova poco mercato, diciamo, ma è obbligato il Ministero a far questo, perché altrimenti la realtà non si trasforma. Lo dico, cioè non c'è nessuno che va nella direzione giusta solamente perché l'ha sentito in televisione. Occorre vedere anche se esistono le condizioni di apertura di mercato, e il mercato pubblico è un mercato importante. Quindi la prima questione è di tipo filosofico, cioè questa, che stiamo lavorando in quel mondo incerto, perché questo è, dove cambiano sempre tutto ciò che uno vorrebbe fosse costante, invece questo va cambiando, va migliorando, ci sono questioni di obsolescenza e quindi i criteri vanno aggiornati. Ovviamente tutto questo crea una instabilità, diciamo una incertezza, che però è la base del miglioramento ambientale, cioè sapere che te non è che quando hai raggiunto un'asticella poi stai a posto, mi rendo conto che è duro dirlo, ma che quell'asticella domani verrà alzata, stai dentro un percorso, stai in un sentiero. E questo è un elemento fondamentale, perché fa parte della sostenibilità, perché noi, pur avendo politiche di green economy in giro per, diciamo, Europa, sì, ma anche a livello di Nazioni Unite, non riusciamo a raggiungere dei miglioramenti ambientali significativi, e quindi comunque questo problema ce lo dobbiamo porre, perché il fine ultimo che abbiamo è quello di ridurre le pressioni sul pianeta, e quindi
se tu sei in grado di ridurre le pressioni è un conto, se tu non sei in grado di ridurre le pressioni in modo significativo, domani le politiche si troveranno ad essere con dei livelli più, diciamo, più importanti, con dei limiti più bassi, con una legislazione superiore, perché ovviamente uno la può percepire come diciamo eccessivamente stretta, ma quello deriva dal fatto che noi stiamo dicendo, perché dietro questi ragionamenti c'è un'idea, poi passo alla seconda elemento propedeutico, c'è un'idea economica, diciamo, particolare a cui stiamo credendo, che è quella del disaccoppiamento. Dietro tutti questi strumenti c'è l'idea del disaccoppiamento tra crescita economica e impatto ambientale. Di questo noi non siamo sicuri. Anzi, quando sperimentiamo che la crescita sempre porta anche ad una crescita degli impatti ambientali, mentre noi diciamo, guardate che attraverso il miglioramento delle politiche di acquisto e delle politiche di consumo, delle politiche di produzione, la pressione sul pianeta si riduce. Dietro c'è questo ragionamento, quindi dobbiamo essere in grado di verificare che questo sentiero sia giusto, perché altrimenti le politiche diventano molto più draconiane, lo dico qua dentro, ecco. Diverranno più draconiane perché dovranno fare i conti con la realtà, che è una realtà che non si fa spostare volentieri, perché uno continua a fare quello che faceva prima. Il secondo elemento, sempre propedeutico, allora sto senza neanche le slide, sono un centinaio, ma salto da slide a slide, non vi preoccupate. Il secondo è di tipo economico, cioè noi è un passaggio di Stato che occorre capire bene, lo devono capire gli amministratori innanzitutto, lo devono capire le aziende, lo deve capire il mercato inteso in senso più ampio, deve capire che c'è un cambiamento di Stato rilevante. Mentre anni fa noi potevamo dire il Green Public Procurement è una politica rivolta al pubblico di tipo pionieristico, volta a creare la domanda pubblica necessaria a sostenere le innovazioni green che altrimenti non hanno mercato. Questo era il ragionamento. Quindi fare in modo che il pubblico, con quel 17% di PIL, di prodotto interno lordo, che aziona attraverso la domanda pubblica, sia lui il soggetto che richiede beni a basso impatto ambientale che altrimenti non trovano sul mercato un riconoscimento. Prima noi dicevamo questo ed era questo effettivamente. Siamo passati in un altro stato, lo stato è quello in cui il GPP, il Green Public Procurement, è la forma attraverso la quale le pubbliche amministrazioni anticipano quello che sta succedendo sul mercato finanziario, economico-finanziario, perché i rischi climatico-ambientali sono troppo rilevanti da un punto di vista economico. E quindi se tu non internalizzi queste componenti, sarà l'economia che domani ha problemi perché i rischi si associano. Quindi noi dovremmo andare a leggere in questo momento non solo tutti i documenti ambientali che dicono che le situazioni sono gravi, ma dobbiamo leggere i documenti, ad esempio, delle banche centrali, quando parlano del rischio climatico come il principale rischio di stabilità economico-finanziaria. Quindi è evidente che se un'impresa che si rivolge al mercato del credito assicurativo non dimostra di andare in quella direzione, prima o poi sarà giudicata eccessivamente rischiosa dal mercato assicurativo e del credito. E questo ora lo vedete da qualche parte, quando uno inizia a dire le assicurazioni, chi ha rapporti con la banca sa, le banche hanno iniziato a chiamare con dei pacchetti clima che derivano dal fatto che ci sono le alluvioni, qualche disastro che mette in discussione la casa e quindi inizia a chiamarti e dice assicurati su questo rischio. Ma queste soluzioni che sono di tipo individuale, no? Ora sono ad alto costo perché le assicurazioni e quindi il sistema del credito che è collegato alle assicurazioni, quando va a vedere i costi, quelli connessi, cioè i premi che deve avere
veramente coprire questi rischi, si accorge che questi premi che sta richiedendo oggi sono troppo bassi perché i rischi sono diventati troppo alti. E quindi non andranno bene i pacchetti che propone ora, perché sono a un premio basso, cioè noi paghiamo troppo poco per questo rischio. Questa è la situazione del mercato, pure se noi ogni tanto vediamo tra Green Deal che viene arretrato, politiche che sono incerte, vediamo arretramenti o accelerazioni e pensiamo che quelle danno lo stato d'avanzamento di queste politiche. No! Quelle saranno politiche che domani dovranno tener conto del fatto che i costi di sistema sono troppo alti e quindi se sono costi troppo alti tutti gli attori stanno sotto il rischio di un effetto domino, perché se salta una banca per queste ragioni poi l'effetto è sul mercato. Ora, questo motivo è la ragione per cui le banche centrali, quando uno legge il documento della Banca d'Italia, dice ma sta in mano agli ambientalisti. No, non sta in mano agli ambientalisti, è preoccupata del merito di credito che deve tener conto anche di questi aspetti. Questo significa che nel mercato privato, cioè non il pubblico, nel mercato il privato c'è per ora è un documento e ovviamente sta producendo i primi effetti, ogni tanto uno lo legge, che è quello della tassonomia ambientale, sente parlare di questo termine, che è un regolamento delegato che stabilisce le regole affinché un investimento sia dichiarabile sostenibile. Questo a che serve? Non è che serve per mettere un bollino, questo serve alle banche per dire ma io chi sto finanziando? Perché le banche non è detto che lo capiscano subito, che tu sei dentro un percorso di sostenibilità o no, perché non tutti sono esperti di sostenibilità applicata all'economia. Quindi le banche hanno richiesto un supporto dal punto di vista della normazione per stabilire se tu sei o no sostenibile, e in quella direzione stiamo andando. Tant'è che non abbiamo solo la tassonomia, ma abbiamo il cambiamento delle normative relative al rischio, quelle relative alla due diligence e quelle relative a quello che si chiama il reporting non finanziario, cioè le informazioni che tu dai, sei costretto a dare, sei obbligato a dare, si stanno abbassando la dimensione di impresa che deve dare queste informazioni, perché informazioni di carattere ambientale e sociale che tu darai in banca. Tu le proponi al consiglio di amministrazione, ma quando ti si è detto che il rischio non è, c'è un rischio di tipo ambientale che ricade sulla responsabilità degli amministratori, vedrete che tra 1, 2, 3, 4 anni l'amministratore che passa da dire vabbè non c'è problema, diamo questi numeri, qualora l'amministratore fosse così, tanto conta la parte relativa alla redditività e quindi il conto economico e il bilancio, vedrete che non lo dirà più, perché domani paga in termini di rischio, componente del rischio, anche sul lato ambientale. Quindi tra qualche anno la dimensione e il contesto sarà tutto differente, e non per motivi politici, cioè noi non ci arriveremo lì perché l'Europa si sveglia green, ma perché qualcuno, che è lui che dispone dei finanziamenti, pensa che i rischi siano troppo elevati. E quindi c'è un rischio vero di razionamento del credito, cioè che chi ti deve prestare i soldi dice no, non te li presto, oppure dirà mi devi dare un tasso di interesse più alto, ti applico un tasso di interesse più alto, mi devi dare di più, perché presto ad un'impresa troppo rischiosa da un punto di vista climatico, ambientale e quindi finanziario. Questo non è la politica che lo decide, questo qua lo decide il fatto che l'ecosistema è in tale degrado che provoca dei rischi. Se non capiamo questo, noi pensiamo che sia un vezzo di qualcuno che a un certo punto decide di introdurre delle normative. No, è che chi ha i soldi vuole essere tutelato nella componente del rischio climatico ambientale, che ora è diventato molto rilevante. Ovviamente se noi adottassimo solo questa lente vedremmo tutti quei rischi che nella tabella del PNRR, per chi ha avuto a che fare con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sa,
è una tabella dove vengono messi in risalto 4 tipologie di rischio, cioè quello relativo alle ondate di calore, alle alluvioni, alla ventosità e ai movimenti franosi. Sa che queste 4 categorie di rischio, tu quando chiedi presenti un progetto, ti viene richiesto l'impatto del tuo progetto, anzi l'impatto del clima sul tuo progetto. Perché uno dice: ma qual è il motivo? Il motivo è chiaro, perché tu cosa metti a garanzia di un investimento? Metti il patrimonio dell'azienda, ma se l'alluvione te lo spazza via non ce l'hai più. E la redditività d'impresa, che tu devi avere le componenti naturali, perché la ricchezza è natura trasformata, non esiste la ricchezza senza la natura, non c'è. Anche se un'idea prometeica del mondo ci ha fatto pensare che possiamo produrre ricchezza da niente, ma non è così. La produciamo solo dalla natura che si trasforma. Se non c'è questa, costa troppo la produzione della ricchezza. Ora, questi 2 elementi, la redditività della tua attività economica e le garanzie sul patrimonio in termini di impianti, sono tutte e 2 collegate agli aspetti soprattutto climatici. Ora, se noi non capiamo questo contesto, non capiamo a che servono i CAM. I CAM sono un'anticipazione oggi di quello che la tassonomia ambientale va richiedendo nel mercato privato agli operatori quando li deve finanziare. Se non capiamo questo, pensiamo ancora che c'è il pubblico, cioè c'è Alessandra Mascioli che sta incattivita, ma non è così. È perché il pubblico è pioniere di un'attività che riguarda tutto il mercato, e questo è un elemento di condivisione. Io nelle scuole, quando uno dice sai devi fare la formazione formatori agli istituti, alle agenzie educative, sì, ma dovrebbe dire questo, che l'elemento dell'incertezza, dell'instabilità connessa al clima, connessa al degrado degli ecosistemi, in particolare la biodiversità o l'utilizzo delle risorse naturali, è molto aumentata, e quindi di questo dobbiamo tener conto. Come entra il CAM dentro questo quadro? Il CAM e come cambia il profilo della mensa. Io vorrei proprio arrivare solo alla slide 2 e basta, questo è il mio obiettivo. Come cambia la mensa? Quando uno deve fare una relazione, io ringrazio sempre chi mi invita da qualche parte, perché sono costretto a riflettere su quello che faccio in un altro modo, come accompagnamento sui singoli requisiti, il possesso dei criteri, le valutazioni, le modalità di verifica e controllo, insomma la Fondazione Ecosistemi fa questo. Quindi quando invece la vedi un po' più dall'alto, come devi fare in un convegno, ti fai la domanda che è quella che serve, dice: ma come cambia la mensa? Ecco, allora mi sono scritto 10 punti su come cambia la mensa. Allora, che cosa vuole sapere il CAM e quali sono le implicazioni che il CAM ha su tutta la filiera, cioè sulla stazione appaltante, sulle strutture che a volte non coincidono, ovviamente i beneficiari dei servizi che derivano da un appalto, da una gara pubblica, con chi elabora una gara, i documenti di gara. Quindi stazioni appaltanti, i beneficiari, le aziende eventualmente o i soggetti che erogano il servizio, gli utenti che a volte sono, come nel caso della sanità, sono dei degenti temporanei, si spera, dentro una struttura, a volte invece sono gli uffici, quindi stanno lì tanti anni nella propria sede, oppure le scuole, quindi per un ciclo scolastico. Che cos'è che cambia per questi soggetti? Tutti questi soggetti sono coinvolti da una trasformazione che dobbiamo capire, perché diciamo il CAM domani ce ne sarà uno in futuro, diciamo, differente, ne verrà un altro quando ci sarà la revisione, ma sempre questo fa, perché quello sono obiettivi generali che deve garantire. Non è che poi domani abbiamo l'inversione climatica, purtroppo no, perché il clima ha un'inerzia di 50 anni, quindi noi oggi paghiamo scelte di 50, 40, 50 anni fa, quindi c'è un'inerzia troppo grande nel momento della produzione degli effetti
dalla produzione delle politiche. Quindi non vedremo dei grandi mutamenti sullo scenario climatico. Cioè anche quando noi riduciamo le emissioni di gas serra, purtroppo abbiamo quelle accumulate nel corso degli anni precedenti che fanno che lavorano per costruire l'effetto serra. Allora, il primo è cosa mangio. La prima domanda è cosa mangio, quali sono le caratteristiche che devono avere il cibo e la somministrazione degli alimenti, quindi delle domande quelle che si faceva Alessandra ora e che poi sono nei singoli requisiti, quelli relativi all'ortofrutta, la carne, bovina, ovina, avicola, il pesce, sono requisiti di tipo essenzialmente connessi al biologico. Poi vedremo quali sono tutti i marchi, tutte le cose che vengono attivate, ma non è solo questo. Noi siamo attenti da una parte a delle caratteristiche che hanno a che vedere con le modalità di produzione, perché sappiamo che a quelle modalità di produzione è connesso su quello c'è un ragionamento da parte delle istituzioni europee. Dico un ragionamento che lo dobbiamo sapere, insomma, ha tantissime controversie, non è così chiaro stabilire qual è la direzione giusta in merito alle scelte, non è così chiaro e accettato da tutti, ci sono diverse controversie, però il CAM fa delle scelte sulla qualità del cibo e le sue caratteristiche, ma noi non sappiamo se avere una DOP o un IGP ha degli impatti ambientali, perché il Ministero dell'Ambiente può intervenire su quelli, ma il Ministero dell'Agricoltura avrebbe altri obiettivi. Ma tu, se fai un CAM, non puoi intervenire su tematiche che sono tipicamente di un altro settore, no? Tu non sai bene se DOP e IGP siano loro stessi diciamo metodi di produzione che portano un impatto ambientale ridotto. Ma qua noi diciamo, infatti Alessandra ha detto qualificazione biologica o altrimenti qualificati. Io poi ve le ho elencate, ve le elenco tutte le altre qualificazioni, perché il CAM spinge in quella direzione. Ovviamente quando un CAM spinge in quella direzione noi abbiamo la difficoltà, questo lo dico perché c'è sempre quando si impostano le politiche, di valutare gli effetti di scala. Gli effetti di scala gli economisti non sono in grado di valutarli, non la considerano la scala, perché vengono da un'idea che la scala riduce il prezzo. C'è un ragionamento sul fatto che quando aumenta la scala il costo medio del prodotto si abbassa e quindi il prezzo si abbassa. Noi abbiamo la mente che ha pensato questo, quindi l'effetto della scala è positivo. Uno dice un bene non c'è e quindi costa caro, ma quando inizia a esserci il mercato si abbassa il costo e il prezzo, perché noi siamo convinti che l'effetto di scala sia solo questo, ma non è solo questo, perché ha a che vedere con la disponibilità dei prodotti, ha a che vedere col tempo di conversione delle zone di produzione, dei terreni e così via. Quindi dobbiamo capire ogni volta qual è la scala, se quel prodotto richiesto con una scala dovunque, dappertutto, non produce delle distorsioni o no. Questo non è così semplice da capire. Per questo dico che ogni volta ci possono essere delle controversie. La tecnica migliore è quella dell'analisi del ciclo di vita. Ovviamente noi abbiamo, ad esempio, in un progetto europeo abbiamo fatto, credo che sia disponibile da qui a poco, non lo so, una valutazione dei costi lungo il ciclo di vita della mensa. Quindi una valutazione di tutti i costi lungo il ciclo di vita di tutti i prodotti che entrano dentro una mensa, per capire, l'abbiamo fatto nell'ambito di un progetto europeo che diciamo che vuol dare un pasto sano a ogni bambino, perché l'Europa punta ad avere quello che c'è in Italia, ovvero i criteri ambientali nella ristorazione collettiva, in particolare in quella scolastica. Noi siamo dentro questa campagna e quindi abbiamo fatto dentro questa campagna un calcolatore per vedere, perché ogni volta devi andare a vedere, devi fare dei ragionamenti, devi vedere se questa scala non c'è. Se tu
e per esempio, ad esempio, io lo dico perché a volte è come se dovesse andare fuori dal codice, cioè servirebbero dei piani di produzione, serve la programmazione della produzione, perché tu già lo sai che il prossimo anno ti serve il cavolo nero, non è che è inventato, quindi serve un maggior dialogo. E noi qualche volta non abbiamo questa capacità, anche per i motivi che derivano dal fatto che il codice degli appalti fa sembrare che i soggetti meno parlano tra di loro e meglio è. Cioè, quando dice l'analisi preliminare di mercato, che è una delle tecniche che viene fatta quando non c'è il CAM, andare a vedere quali sono le condizioni del mercato per capire se un criterio ambientale può essere introdotto o no. L'analisi preliminare non parla solo del criterio ambientale, però se non c'è un CAM e voglio introdurre dei criteri ambientali, faccio l'analisi preliminare di mercato e vedo se in quel settore esistono dei criteri ambientali, perché so che devo selezionare più o meno, mi dice l'Europa, non me lo dice proprio bene, però si sa, pure l'Ecolabel funziona così, più o meno il 30% del mercato. Devo stabilire la soglia in modo tale che il 30% del mercato passi, perché ci deve essere concorrenza, diciamo. Quindi per mettere assieme la concorrenza con gli aspetti ambientali, uno dice le asticelle sono a circa il 30% del mercato. Quando il codice prevede l'analisi preliminare di mercato, la fanno in pochi, la fanno le grandi strutture, cioè i grandi soggetti aggregatori fanno l'analisi preliminare, ma un'amministrazione c'ha un po' paura. Noi quando la proponiamo ai soggetti di fare l'analisi preliminare di mercato, dico facciamo una bella iniziativa prima del bando con chi parteciperà a un bando, e inizia a esserci un po' di panico, perché dice no, poi lo incontriamo prima, però devono essere una volta, insomma, l'ultima volta noi abbiamo fatto una gara per conto dei Vigili del Fuoco sulle divise diciamo circolari, possibilmente con materiali da riciclo. Loro mi dicevano, però chi viene all'analisi preliminare di mercato deve firmare una carta che non parteciperà alla gara. Dico no, non verrà mai nessuno. Cioè, nel senso, sono vuote, perché diciamo, per avere l'idea che poi non ci siano dei conflitti di interesse. Ecco, questo qua dovremmo imparare a fare in un altro modo. Non è detto che siamo in grado, perché non tutto va nella direzione che auspichiamo, però la prima cosa è cosa mangio, con quali caratteristiche, la disponibilità, sapendo che la tendenza è quella a favorire il biologico, la filiera corta, diciamo il chilometro zero, scusate lo chiamo così, quello ogni tanto diventa utile, diventa breve, però quella roba, e poi l'altrimenti qualificato, pur non sapendo se l'altrimenti qualificato va nella stessa direzione della riduzione degli impatti ambientali. Però sappiamo che ci sono cose magari interessanti. È interessante ad esempio il prodotto di montagna. Sarebbe interessante se quello fosse un marchio dato con cognizione di causa, non sto dicendo il contrario, dico se quel marchio venisse dato con cognizione di causa sarebbe interessante, perché valorizzare le risorse di un territorio per rafforzare le economie locali è la tutela collettiva dei servizi ecosistemici che vengono prodotti nelle terre alte più che nelle aree metropolitane. Quindi se le persone non hanno da lavorare nelle terre alte, vengono tutti nelle aree metropolitane, ma questi servizi ecosistemici non verranno tutelati. Le tutelano solo persone che possono vivere compatibilmente con la tutela dei servizi ecosistemici. Quindi sarebbe interessante, ma noi non siamo tanto in grado di mettere assieme questi sistemi. Sarebbe interessante, ma servirebbe che qualcuno ci dicesse che quelli sono veramente prodotti che vengono dalle terre alte, che hanno problemi di sviluppo e servono per tenere le persone in una condizione non di malessere, diciamo, economico, ma di benessere economico. Sarebbe interessante. Ovviamente il Ministero può valorizzare un marchio, un'etichetta, fatica a trovare, a sapere se, cioè, si fatica a trasformare quell'etichetta in una cosa che sia veramente efficace e rivolta a quel tipo, che abbia quel tipo di movente dietro,
tenere le persone nelle terre alte, nelle aree di montagna, così come la gestione sostenibile delle foreste serve a quello, potrebbe servire a quello, oppure le filiere locali del legno. Sono tutti marchi che vanno a valorizzare il territorio, che ha un ragionamento dietro il quale c'è un ragionamento economico pure, ma c'è anche un ragionamento ambientale, sono connessi. Il secondo aspetto è come tutelo il commercio ecosolidale per i prodotti esotici. La categoria del prodotto esotico ovviamente va cambiando perché cambia il clima, cioè noi magari diciamo 20 anni fa il mango o il kiwi erano solo esotici. Il kiwi, Latina è una delle più grandi produttrici esportatrici di kiwi al mondo, dico, quindi prima non venivano, poi a un certo punto vengono. Dobbiamo sempre essere attenti, ma questa riguarda altre discipline, che qualche volta noi, credendo che il clima sia esente dalle caratteristiche, dalla qualità del terreno e quindi anche dalla storia delle piante, della flora che può avvenire in un certo terreno, quando noi spingiamo troppo su acqua e energia, cioè produciamo tanti prodotti ma con un forte impiego di acqua e energia, mi insegna Carlo Blasi, che è un ecologo vegetale, c'è qualcosa che non funziona, cioè la natura ce lo fa ripagare quello. Quando noi spingiamo, perché noi abbiamo il calore e quindi che è un elemento utile, ma abbiamo bisogno di un terreno e di un'acqua che non abbiamo. Quando lo spingiamo troppo, prima o poi vengono ad esempio delle forme di parassiti, cioè la natura è molto più intelligente di noi, diciamo, quindi ha delle forme di disciplina e di equilibrio che noi non conosciamo, perché siamo così, cioè per noi è una mano invisibile e molto più intelligente di noi, che noi fatichiamo a conoscere. Quindi non sto dicendo che domani faremo tutti il mango qua, sto dicendo che però questo va cambiando. Qua mi dice che deve avere il commercio ecosolidale, che significa nei prodotti come caffè, cacao, quindi cioccolata o banane, la frutta esotica che viene molto utilizzata, le condizioni di produzione sostenibile, io guardo sempre il tempo, produzione sostenibile e anche salario equo, quindi ripartizione, giusta ripartizione tra la distribuzione e chi produce. Questo noi dovremmo introdurre il commercio ecosolidale pure da noi, pure in Italia, dove non c'è un'equa distribuzione tra chi produce i beni, i contadini, che esistono sempre i contadini, uno poi non li conosce, però esistono sempre i contadini, e chi distribuisce. Invece questo non c'è una ripartizione equa. Quindi vuole tutelare il commercio equo, che riguarda sia le condizioni di produzione, laddove questo è possibile per la presenza di marchi certificati di commercio ecosolidale. Ovviamente questo significa che se voi comprate il miele, c'è tanto miele che viene dal commercio ecosolidale, ma il miele lo trovate anche qua. Ecco, cioè si tratta di capire cosa, quando è esotico, sicuramente commercio ecosolidale. Ridurre e gestire le eccedenze alimentari, questo è uno degli obiettivi che l'Unione Europea ci dà, lo dà nelle politiche per la riduzione della gestione delle eccedenze alimentari. Le difficoltà nostre sono quelle di avere delle piattaforme che siano sensibili, cioè che si muovano con l'alito del vento. Invece noi abbiamo tutte piattaforme pesanti che non tengono conto dei feedback, mentre qua noi dovremmo sapere. È per questo che dentro il CAM viene fatto riferimento ai questionari. C'è un questionario che deve essere somministrato ogni 6 mesi, ogni 4 mesi agli utenti, per capire perché si forma una determinata eccedenza alimentare, ma qualcosa implica che noi abbiamo la capacità, sulla base di queste informazioni, di fare delle azioni correttive. Le azioni correttive sono di diversificazione del menù o nel modo in cui si propone un pasto,
Io faccio un esempio personale, siccome sto con un gruppo di persone di cui non vi parlo, però cucino tutti i lunedì sera, non è che c'è scritto sopra vegetariano, non è vegetariano e uno non se ne accorge, perché uno può essere vegetariano senza che tu ci hai messo sopra la cosa, questo è vegetariano, quindi implica il fatto che è triste e povero. No, uno è piatto ricco ma vegetariano, ma noi non lo proponiamo come vegetariano. Se uno fa le busiate siciliane con il pomodoro, le erbe, il pomodoro secco e le mandorle, è vegetariano, però la faccia non è quella del piatto vegetariano proposto triste. Quindi questo significa che noi dobbiamo avere questa flessibilità, non perché i vegetariani lo siano, io mangio pochissima carne, anzi quasi niente, dico uno basta non avere avere la tensione giusta verso la gustosità del pasto. Noi dobbiamo, le eccedenze tante volte derivano dalla gustosità, a volte derivano dal fatto che come fondazione noi organizziamo diverse iniziative. Quando noi mettiamo come obbligatorio al catering di dare il doggy bag, in modo tale che tu sei venuto a una conferenza e ti riporti a casa il cibo che non hai consumato in quella conferenza e non si è consumato, ancora oggi è faticoso. Quindi è ovvio che qui ci sono tutta una serie di elementi, il questionario, la modifica e la flessibilità del menù, e questo ovviamente è tanto più possibile quanto più l'impostazione dei menù, l'impostazione della mensa non è difensiva come la medicina, tutto è diventato difensivo per non avere rogne, diciamo, e chi gestisce una mensa sa che le rogne qualche volta sono giornaliere, quindi per ridurre le rogne dice no, che modifico, no, perché poi vado in violazione di contratto e così via. Quindi servirebbe una flessibilità giusta, ragionevole, affinché possa essere trattato il tema delle eccedenze. Quindi soluzioni a valle, sì, cioè il doggy bag, il fatto che ci sia un compostaggio di prossimità, il rapporto con le Ollus, e anche flessibilità a monte di variazione in modo tale che diciamo, si tenga conto dei feedback, e considerate che l'elemento dei feedback è fondamentale quando parliamo di sostenibilità. Poi ovviamente non nel campo del cibo, la provenienza della produzione dei rifiuti non alimentari. È quello che diceva prima la sigla, era quella del MOCA, e quindi dei materiali che vengono a contatto con gli alimenti. Tutti questi dobbiamo tentare di toglierli in modo tale che i rifiuti vengano prodotti. Possiamo togliere degli imballaggi se abbiamo dei dispenser che ci danno magari le bevande e non ci danno e non ce le mettono dentro un imballaggio ma dentro un contenitore, un bicchiere che noi asportiamo, e la ragione è togliere i rifiuti. Ovviamente qua c'è anche un ragionamento che deriva dall'analisi del ciclo di vita che sta a monte, che è quella che ha fatto il JRC quando ha elaborato i criteri comuni europei in materia di ristorazione, che dice il principale degli impatti ambientali è quello legato alla produzione degli alimenti. Produzione e in parte trasporto degli alimenti, però produzione degli alimenti è il principale. Qua stiamo scendendo di scala, però quello dei rifiuti c'è soprattutto sulle eccedenze alimentari, però c'è anche su tutti quegli altri rifiuti. Quindi quando si dice dovete fare la raccolta differenziata in modo analogo a quella che viene fatta all'interno del comune di provenienza, sì, giusto, però significa anche avere fare in modo che di rifiuti se ne producano meno. Ovviamente per produrre meno rifiuti serve la responsabilità, la condivisione della responsabilità con gli utenti, che altrimenti tutti questi cambiamenti non li capiscono, o li capiscono poco, o non li accettano, o pensano che quegli altri, siccome garantivano qualche cosa, siano cambiamenti dovuti solo a motivi economici, del tipo non mi dai più la bottiglietta perché ti costa di più e io poi me la porto via. Ora mi dai il bicchiere in modo tale che io lo consumi lì per questa ragione. Tutto questo ha bisogno di un elemento che è quello della comunicazione che poi vedremo. Poi le emissioni di gas serra associate ai trasporti.
Allora, io ho i tempi davanti, ce l'ho, dico, vedo l'orologio, però ho il tempo in mente, diciamo. Il gas serra associato ai trasporti, diceva prima Alessandra, quando metto delle caratteristiche relative ad esempio al chilometro zero utile breve e così via, sto parlando di riduzione delle emissioni della CO2, in effetti, perché sempre i criteri sono di tipo ambientale e quindi dovresti dimostrare che diciamo, il chilometro breve utile corto zero sia meglio di quell'altro, ma tu per dire che è meglio non puoi parlare della qualità della produzione, perché la qualità della produzione te la dice il biologico e l'altrimenti qualificato. Te la dà invece il chilometraggio in relazione alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti collegati al sistema di trasporto. E quindi ce lo dobbiamo ricordare, sia ovviamente il trasporto delle merci. Considerate che associato al trasporto delle merci c'è anche l'imballaggio e quindi la riduzione del volume e del peso degli imballaggi, in modo tale che ci sia una riduzione della produzione dei rifiuti. Poi, sempre a scendere, le emissioni di gas serra associate ai consumi energetici delle attrezzature, degli impianti che vengono utilizzati all'interno di una mensa. Su questo ovviamente non è detto che tutto vada nella stessa direzione, cioè quando uno dice l'efficienza energetica degli impianti magari grandi, industriali, magari non hanno la stessa etichetta, le stesse forme di etichettatura, almeno non avevano. Ora sempre di più le hanno forme di etichettatura energetica, così come quelle che noi troviamo in una lavastoviglie, in una lavatrice, anzi lavatrice no, in una lavastoviglie o in un frigorifero o in una cucina. Ecco. Quindi ovviamente il fatto che il CAM sia arrivato prima e qualche volta dicevano sì ma non c'è un'etichetta adeguata, sì ma ci sarà. Ecco. Un'etichetta qua perché la direzione è questa qua. Poi l'impatto ambientale dei prodotti e servizi collegati, quindi significa che chi si occupa della mensa deve avere un rating di sostenibilità, cioè lui deve valutare i suoi fornitori sulla base delle caratteristiche per il cibo, del biologico e altrimenti qualificato. Per gli altri prodotti che sono necessari ad una mensa, che permettono l'erogazione del servizio, dovrebbe sapere quali sono quei prodotti, che caratteristiche ambientali hanno e se vanno nella riduzione o di non esserci, perché è sempre la cosa migliore, no? Quando uno dice la stoviglia riutilizzabile è perché è meglio rispetto a quella invece monouso, è ovviamente molto, molto meglio. In determinate condizioni non la puoi avere, a quel punto deve avere determinate caratteristiche, il che significa che tu sei in grado di valutare il rating di sostenibilità del tuo fornitore. Detto così, in modo meno diciamo tronfio, sei in grado di dare un punteggio pure a naso alla caratteristica ambientale e sociale del prodotto che tu stai utilizzando nel servizio di ristorazione. Non puoi basarti esclusivamente sulle caratteristiche di costo, fornitura, cioè il rispetto delle forniture e così via. Devi avere anche l'idea delle caratteristiche ambientali, quindi riguarda le tovaglie, i tovaglioli, i servizi di pulizia, i detergenti che utilizzi. Chi organizza un servizio sta utilizzando questi prodotti? Io quando parlo con strutture aziende della ristorazione è come se ogni volta uno dovesse dire guardate che i CAM li troverete sempre, cioè è inutile fornire un servizio che non ha i prodotti che i CAM richiedono, perché non è un vezzo, li troverete sempre, quindi conviene organizzare la propria organizzazione affinché risponda ai CAM, mentre questo non riguarda solo le aziende di questo settore, chi è molto rivolto agli appalti pubblici prende appalto per appalto, cioè è come se ogni appalto fosse differente, ma qua c'è un ragionamento che riguarda tutto. I diritti umani e sociali nelle catene di fornitura, sono contento
che qualcuno, il 4% mi sembra di aver letto, va nella direzione della verifica del rispetto della tutela dei diritti, e considerate che qua i diritti molte volte sono vicini, perché sono diritti di chi lavora a casa nostra e che per motivi di iniqua distribuzione del prezzo, del costo tra chi produce e chi distribuisce, prende troppo poco e quindi ha i diritti non rispettati. E anzi, questo secondo me dovrebbe essere un tema, perché è importante che una scuola a sua volta faccia la lotta al caporalato, perché non è che possiamo continuare a produrre un'economia ingiusta a casa nostra. Uno dice, ma non riesco a vederla. No, questa la vedo, perché basta che giri l'angolo e te ne accorgi. E quindi questo, al di là della rete del lavoro agricolo di qualità, però sarebbe importante un coinvolgimento per capire da dove derivano i prodotti e che tipo di tutele ci sono per i contadini, i lavoratori della terra che hanno permesso la realizzazione di quel prodotto. Come comunico la sostenibilità? Ovvero, qual è il coinvolgimento di tutti gli stakeholder che sono presenti nella filiera, quindi utenti, insegnanti, famiglie, degenti, medici nel caso degli ospedali, o i lavoratori che stanno all'interno di un ufficio. Cioè, che tipo di comunicazione ho? Io ancora oggi fatico, quando vado in un servizio di ristorazione collettiva, a trovare delle forme di comunicazione ordinarie, cioè non quelle di una campagna per un progetto X, ma una forma di comunicazione ordinaria circa le caratteristiche non solo nutrizionali, ma anche di sostenibilità degli alimenti che sto somministrando. Questo dovrebbe essere la regola, perché altrimenti quell'ottimismo che avevamo a monte, cioè quello che permette di introdurre i CAM, è mal riposto se non coinvolgiamo tutti gli attori della filiera. L'ultimo elemento è cosa implica per le organizzazioni. Le organizzazioni devono cambiare, perché se non cambiano le organizzazioni per quella diciamo resistenza al cambiamento, per cui uno dice sì, quest'appalto ha criteri di sostenibilità, farmi vedere l'altro, c'ha criteri di sostenibilità pure l'altro, e poi anche l'altro ancora. Conviene cambiare l'organizzazione, fare in modo che l'organizzazione tenga conto di tutte queste modalità. Quindi alcune hanno delle implicazioni relativamente alla formazione dei dipendenti, altre hanno implicazioni relativamente ai sistemi di rating dei fornitori e la rilevazione delle caratteristiche dei fornitori, ma queste dovrebbero essere non solo della stazione appaltante. Per questo dico sono implicazioni per le organizzazioni, perché sono le stesse organizzazioni che dovrebbero sapere da chi vanno, controllare da chi vanno, avere quello che si chiama valore condiviso con i loro fornitori, produttori che utilizzano giornalmente. Dovrebbero avere maggiore cognizione. Questo non è che riguarda solo le mense, questo purtroppo riguarda tutte le filiere produttive, e che noi ce ne siamo accorti sotto la pandemia, che c'erano le interruzioni delle catene del valore. L'Europa ha su questo un focus particolare, su fare in modo che le catene di valore siano sotto controllo, perché ha capito che non lo sono proprio le catene del valore, perché sono tutte esternalizzate, soprattutto nelle attività a più alto impatto ambientale, e quindi perdi il controllo su tutto. Quindi molte volte noi, quando lavoriamo nelle aziende, molte volte sappiamo che loro sanno poco delle caratteristiche ambientali. Ora, tutto questo ha delle implicazioni di cui le organizzazioni devono stare attente. Vado avanti con la slide. Ecco, tutti questi criteri noi dobbiamo metterli in relazione alla riduzione degli impatti ambientali. Ora, il piano di azione nazionale per il GPP del 3 agosto del 2023, l'ultimo piano di azione nazionale, parla in particolare di 3 aspetti ambientali connessi ai criteri ambientali minimi: mitigazione dei cambiamenti climatici, economia circolare, riduzione degli inquinamenti in aria, acqua, suolo. Per la ristorazione, così come quando parliamo di arredi, ma della ristorazione molto di più, c'è anche il tema della biodiversità e della biodiversità alimentare. Come vedete, questo qua ha
qualche cosa di simile con gli ambiti di valutazione del principio di NSH, cioè do no significant harm, che mi dice che devo non arrecare un danno significativo all'ambiente. L'Unione Europea ha stabilito una matrice che a quel punto io dico alle organizzazioni, alle stazioni appaltanti, guardate che questa matrice riguarderà il mondo futuro, quindi ve la dovete prendere e mettere alle spalle quando ragionate, cioè 6 obiettivi ambientali e 3 obiettivi sociali, che poi sono anche un quarto, diciamo. Questi 10 obiettivi, questi ce li avrete sempre. Quindi li prendete, uno li prende, li mette alle proprie spalle e dovrà dire dove incide il criterio ambientale, in quale di questi obiettivi. Questi ce l'avrà sempre. Domani i nuovi requisiti ambientali sul CAM, sempre questi obiettivi dovranno andare a raggiungere, e sono la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'economia circolare, quindi riduzione dell'uso delle risorse naturali, riciclo, riuso e così via, la gestione delle risorse idriche e delle acque, gli inquinamenti in aria, acqua, suolo, la biodiversità. 6 li mettere da una parte. Poi ce ne avete altri sociali, che sono quelli stabiliti dall'articolo 57. Questi sono, diciamo, sono collegati all'articolo 57,2 del codice degli appalti. Questi, comma 2. Al comma 1 invece voi trovate sempre per tutti i contratti pari opportunità di genere, pari opportunità generazionali, inclusione contro le condizioni di esclusione, tra cui anche le abilità ovviamente, e il rispetto del contratto nazionale di lavoro. Ovviamente dentro tutto questo quadro c'è la questione del rispetto dei diritti umani lungo le catene di fornitura. Ora, questi obiettivi uno li deve mettere sempre alle proprie spalle, perché domani avrà sempre questi obiettivi in tutte le catene di fornitura, gli appalti, i rapporti con la banca, sempre. Il DNSH sarà una grammatica di tutti, quindi conviene averla. Voi, diciamo chi si occupa di appalti, deve dire ma il requisito relativo allo stock ittico, no, che mi dice devi conoscere le liste rosse degli UCN e così via, a cosa corrisponde? E corrisponde al principio della tutela della biodiversità. Devo evitare di andare a pescare delle specie, dei pesci che fanno parte di specie che stanno nelle liste rosse, almeno rosse, oppure quelli che stanno per diventare rosse, perché quello è un elenco dinamico, e perché devo tutelare la biodiversità. Ho 4 minuti, quindi questi 10, questa è una matrice di interpretazione di tutti i CAM, è una matrice di interpretazione di tutta la tassonomia ambientale, quindi tutti la dovrebbero conoscere, le imprese, le persone, le associazioni, la devono avere questa qua, perché di questo si parla. Quando vi parlate della tassonomia ambientale, quello dice: hai rispettato le convenzioni fondamentali delle organizzazioni internazionali del lavoro? Quindi ci fa una domanda sulla tutela dei diritti umani lungo la catena di fornitura. Infine, credo, ecco, questo è quello che prima ha fatto vedere Alessandra, ecco, queste qua è per fare un focus, io ho tutte messe in fila, diciamo, tutti quei marchi e etichette che sono citate dal CAM, marchi, etichette, ma pure discipline, attenzioni, alcune sono iperdisciplinate, hanno un certificato, hanno uno standard ben preciso, si sa cosa sono, altre un po' meno, altre addirittura possono essere ambigue, cioè lo dico senza nessun giudizio, diciamo, l'alimentazione priva di additivi antibiotici assicura veramente che non ci siano gli additivi antibiotici? Cioè noi dobbiamo saperlo, no? Quindi noi dovremmo avere queste etichette ben precisamente, perché le stiamo richiamando, e capire se le normative relative a queste etichette o diciture, io prima vi dicevo prodotto di montagna, è un'etichetta, un marchio, però dico ci assicura o no
che questo è prodotto in un certo modo. I sistemi di qualità nazionale della zootecnia o la qualità nazionale di produzione integrata ci assicurano? No, perché noi le stiamo spingendo attraverso un criterio ambientale minimo, quando diciamo può avere biologico oppure altre qualificazioni. E ci sono appunto questi altri criteri di valorizzazione. Ve ne cito solo uno che dà luogo a un criterio premiante, che è quello relativo ad esempio diciamo alle caratteristiche biologiche o quelle dell'agricoltura sociale, che guarda all'intera produzione di una determinata fornitura alimentare. Ecco. Questo qua ha delle implicazioni rispetto alla dimensione della gara. È ovvio che se io faccio una gara per tutti i penitenziari, lo so perché mi è successo, che uno ha chiesto l'assistenza, c'è stata chiesta l'assistenza sulla gara per tutti i penitenziari d'Italia. E tanto più è grande questa dimensione, tanto più non riesce a trovare le carote biologiche per tutti i penitenziari d'Italia e a essere disposto a pagare le penali qualora non andessi la fornitura. Quindi ha un feedback sulla dimensione della gara, questo, perché se queste gare sono mastodontiche, noi non riusciamo a rispettare, non troviamo soggetti che ci dicono sono disposto a darti tutta la fornitura con quelle caratteristiche, ad esempio proveniente dall'agricoltura sociale. E quindi magari abbiamo produzioni che provengono dall'agricoltura sociale, ma abbiamo dimensioni che regolano la base d'asta che non ci consentono di farlo. Le slide che vi lascio, in verità, e ho finito, sono tutte slide che hanno a che vedere con tutti i singoli requisiti, uno per uno. Io ho pensato di non tediarvi con ognuno dei singoli requisiti e farvi vedere meglio qual è la logica che ci sta dietro. Grazie.